Man's World. Ragazzi, oggi registriamo solo due partite, ma sono due partite importantissime. Andiamo a Manchester, allo City of Manchester contro Manchester City appunto, e poi giochiamo in casa con l'Arsenal. Quindi ragazzi, due partite veramente difficilissime. Anche insomma, anche far 3 punti sarebbe positivo. Formazione, allora, portieri, difesa titolari. Ledley si è infortunato, quindi Jorginho, De Bruyne e Austin. Nobel lo mettiamo al secondo tempo, così si riprende bene dopo che anche lui ha fatto insomma parecchie partite ed è un po' stanco, che sia al 100%, ma comunque preferisco partire con due incontristi pesanti e un regista. Boga Tarabt, perché purtroppo Campos è addirittura all'87%, quindi è veramente stremato, e Benteke prende il posto del buon Timo Werner. Andiamo, solito con le grandi giochiamo bene. Abbiamo battuto Manchester United e Chelsea. Vediamo adesso se anche in campionato riusciamo a confermarci. Se la squadra fa paura, Dzeko, Silva, Aguero, Navas, Touré, Fernandinho, Clichy, Varane, compagni, Milner, Arte, quindi insomma, non proprio una squadra di merda, ecco. Mamma mia, ok. La mentalità contropiede. In bocca al lupo ragazzi. Fate il miracolo ragazzi. Anche uscire con un punto dal City of Manchester sarebbe una cosa molto molto positiva. Milner. Bravissimo. Boga può fare la cappella boghiana. Classica cappella boghiana. Touré, Aguero, gol. Mamma mia, fuori gioco, ma cosa aveva preso Sommer. Ragazzi, Sommer è un portiere devastante. Vai Sommer. Dzeko. Fernandinho. Dzeko. Bravissimo Grimaldo. Cracker Doria non perderla. Liz. Stiamo tranquilli, giochiamo in contropiede come abbiamo sempre fatto con le big. Tarabt. Recupera David Silva, è il mago. Bravissimo Austin. Beck. Doria, Cracker Doria per Liz. Liz vede Jorginho che ha fatto un buon campionato fino alla retta dall'infortunio. Jorginho per Benteke, Austin, Tarabt, Adel! Mamma mia, tira dalla bandierina, buon Leeds però, buon Leeds. Intraprendente in casa del Manchester, va bene. Se giochiamo così con le grandi dobbiamo battere le piccole, però il pregio con Newcastle mi è stato abbastanza sui maroni. Kevin De Bruyne, Grimaldo, Benteke sbaglia qua, Benteke sta giocando insomma a sprazzi, ha fatto anche i gol però no, Silva, no, che cazzo è Silva, mamma mia ancora Sommer, ci salva il culo. Clichy, ma che dura che ha Fiori, che dura che ha Milner. Dzeko ancora Sommer ragazzi, monumento a Sommer. Dai, uno dei nostri, niente, ancora City purtroppo, Dzeko. De Bruyne prova a recuperare, non ce la fa, Aguero, Dzeko, Silva. E c'è il gol di Edin Dzeko, incredibile, gol di Dzeko. Andiamo di offensivo. Vaffanculo anche il Manchester City. E che palle però, Doria, Liz. Vediamo attaccandoli cosa succede, Liz, Cracker, Liz, ancora Liz per De Bruyne vede Austin, il Benteke, Jorginho, vaffanculo però Fioi, Navas, Grimaldo, vai De Bruyne, il Bente, ancora De Bruyne, Grimaldo, Boga, Jerem Boga, e c'è il gol di Jorginho l'ha messa, dopo 2 minuti, pareggio del Leeds United. Ok, boh. Stiamo un po' su offensivo e vediamo, magari dobbiamo attaccarli questi stronzi. Occhio, Varane, gol, incredibile gol di Varane. Fuori gioco, godo.
Godimento lento, la 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 la. Sommer, rinvio del portiere. Bravo Liz, bravo Liz. Vai bene, no, compagni recupera. Liz, Summer. Occio, gol. Mamma. Torniamo sul contropiede. Fiese massa dura, Fiese massa dura. Vai Tarapt. Non ci credo. Agüero, il City gioca ragazzi, sono squadrone, c'è poco da fare, io sono una neopromossa, gol. Ancora il portiere. Le neopromosse, purtroppo è già un miracolo essere qua. Comunque ho visto ragazzi, se vinco la Capital One, sono in Europa League, cioè stiamo buoni. Navas, si invola Navas. Touré fa quello che vuole il City purtroppo. Dzeko vede Varane. Bravissimo Grimaldo, buttala via, però ancora il City purtroppo. Milner, Navas, Dzeko di merda, gol di Dzeko, vaffanculo, va proprio uno. Non segna mai nella realtà, segna solo nei giochi, vaffanculo Dzeko. Due a 1. Fine primo tempo, 2 a 1 per il City. Dai. Allora la Benteke veramente mi delude, cioè. Mettiamo Werner e mettiamo Mark Noble per Austin. Ok. Dai ragazzi. Purtroppo si sente anche la mancanza di Lucas Ocampo, se lo proveremo negli ultimi 20 minuti anche se è stanco. Clichy. Varane. Clichy. Aguero. Touré, niente da fare. Navas. Dai però, correte ragazzi, dai. Che tristezza, oh, dai. L'Arsenal perde in casa col West Ham. Tattiche. Sì. Proviamo Ocampos per Tarapt e giriamoli. Vai ragazzi, tentiamo il pareggio beffardo. Anche se la vedo dura Hart. Bravissimo De Bruyne, Jorginho non la prende. Sì, vabbè, però non possono correre sempre il triplo Boga, De Bruyne, Nobel, bravo De Bruyne. Vede Werner, Timo Tarapt! No, cosa ha preso? No, vergognosa questa parata. Era il gol del 2 a 2, pazzesco, Boga. No, Fioi, che furto adesso, sto dominando. In 2 minuti ha fatto quello che non ha fatto il City, non mi interessa. Boga! Doria! Sulla linea Guerra. Che personalità adesso però. Doria. Siamo una neopromossa ragazzi. No, sti errori però. No, sti errori dai. David Silva. 3 a 1 City. 3 a 1 super immeritato, però è arrivato. Tutto per tutto. Fernandinho. Cioè, purtroppo queste sconfitte sono pesanti, per carità, col City ci sta, però il pareggio con il Newcastle no, e perdi il contatto dal settimo posto che è l'ultimo utile per le coppe. Vai Nobel, Doria, Beck, cerchiamo di fare il 3-2 almeno, Beck, Doria, Beck. Guarda come pressa il City, porca troia. Aguero, Navas, calcio d'angolo. Dai Fioi però.
Silva. Touré, Navas, scusate, Navas. Silva. Mancano 9 minuti, ormai la partita è per me virtualmente chiusa, la vedo impossibile poter fare qualcosa, addirittura ho messo tutto per tutto nella speranza di fare almeno un golletto, ma il City proprio sta dominando. Ho avuto quello sprazzo là di felicità, ma poco altro. Onestamente la sconfitta è meritata. Werner, Ocampos, Nobel, Werner fuori. Siamo neanche fortunati però. Dai, fischieremo a casa. Non voglio prendere il quarto. Non so, Clichy, Silva, fa quel che vuole Silva. Insigne anche l'ho preso. Milner, Fernandinho, Touré. Cioè, purtroppo hanno dei budget loro, ragazzi, devastanti. Fernandinho, Dzeko, 4-1 City. Tracollo del Leeds United. Speravo qualcosina di meglio, invece purtroppo perdiamo addirittura 4-1. Male, sconfitta pesantissima nel risultato. Forse nel gioco non merito dopo 4-1, però Timo, Boga, passala. Ma dai, però non possiamo mangiarci. Sì, però ce ne siamo mangiati di gol, ragazzi. Cioè, adesso non voglio fare rompicoglioni, però 4-1 mi sembra un po' pesante. Vabbè, onore agli avversari, hanno giocato meglio, sto così. Dai, fischia, merdaccia. Finisce 4-1 al City of Manchester. Adesso è duretta. Aggressivo. Non sono felice, chiaramente. Siamo all'ottavo posto a 28 punti. Beh dai, a 3 punti dal settimo posto. Siamo ancora in corsa, dai. Però se sconfitta mi sono sul campo. Voglio almeno qualche punto qua, perché è vero che l'obiettivo principale è che è la Capital One, che siamo in semifinale col Cardiff, che se vinciamo andiamo al terzo turno di Europa League, però perdere 2 consecutive più il pareggio con Newcastle mi girerei i coglioni. Però anche è vero che Ise forti sti qua, Ok. Perfetto, marchiamo un po' Osile e Walcott, che sono i più pericolosi. Contropiede. Impressionatemi, ragazzi, dimostrate che sborro sto Leeds può lottare. Vai. Back, niente. Manca un punto, basta che non perdiamo sta qua, fioi. Comunque è finita l'imbattibilità comendiana, peccato contro il City. Proprio 4-1 pesante, non me l'aspettavo di perdere così tanto, onestamente. Ora c'è Walcott. Vai Lise, leggera pioggia comunque. Ah, Road, fallo. Oh, Shaqiri di merda. È fallo, ma dai, però, cioè. Fuori gioco, che gol che aveva fatto però Tio. Che gol di Tio, che gol di Tio. Ventiquattresimo, tante azioni ho fatto, io sono soddisfatto. Dai ragazzi, sveglia. De Bruyne, Nobel, Ladley, Ocampos, Werner, Beck, Boga, gol, gol di Jerem Boga, cazzo sì, gol di Boga, gol del piccolo Boga. Calma, tanto sono infortunato, attenzione. Grimaldo, calcio d'angolo, Ocampos. Mamma mia, no, non contropiede, buttalo giù piuttosto, buttalo giù, Shakira. Attenzione, Walcott, no. Incredibile, lo sapevo. Doveva buttarlo giù, boh, ha fatto una cagata. Young ambiguo intanto qua. Ma che gol di merda che abbiamo preso. E anche il tempo di digerire subito. Ah, Ramsey comunque autorete mi ha detto, vai.
Ma che do coglioni però. Tarapt. Capiamo. Ok, ora mettiamo Tarapt qua. Due infortuni già, due cambi, proprio una sfiga clamorosa, clamorosa. Sai che Southampton Liverpool, quindi si perdono punti a vicenda, una delle due. Stiamo su contropiede comunque. Bravo. Vai Lucas. Liz. Young ambigua. Ocampos, 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 Ocampos! Fuori. Occhio. Shaqiri, Shaqiri, ai ai ai, mamma mia. Niente, con le grandi non riusciamo a fare comunque, non è una personalità, siamo troppo giovani, questo è il limite grosso di sta squadra. Siamo giovani. Siamo piccoli ma cresceremo. Vai Bente, svegliati perché sennò guarda ti vendo perché mi ha rotto i coglioni il Bente. Vediamo se è solo un zecchiato, vediamo se mi risponde con un gollazzo. Osil, Osil. Casorla, Osil. Gol, eccolo là. Olivier, giro, due sconfitte ragazzi. Due sconfitte con le big consecutive, molto molto male. Offensiva. 0 punti in due partite molto molto pesanti. Ocampos, 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 in taffa. Young ambigua. De Bruyne. Nobel. Tarapto sbaglia tutto. Nobel. Ladley. Nobel. De Bruyne. Ocampos, rigore. Gol! Benteke! L'ha pungolato! E si è svegliato! E vaffanculo! Grandissimo Bente, grandissimo Bente. Cerchiamo di tenere il pareggio almeno, Feve, prego. Grande Benteke. Teniamolo però, dai. No, non possiamo prenderlo subito, dai, Fioi, sveglia. Occhio Bacaracchi. Occhio, Massagna. Dopo un secondo, vai. Va bene, non mi esprimo, dai. In questo momento mi è sembrato tanto FIFA. Trentannovesimo, niente, altra sconfitta. Peccato perché comunque almeno un punto lo meritavo, però è così, punto. Ladley, Young ambigua, niente, niente, non puoi segnare. De Bruyne, niente, niente. Niente da fare. Non c'è neanche fortuna ragazzi, queste due sconfitte sono pesanti, Per gli obiettivi comendiani, errore del portiere, 3-1. 4-2, cioè, scusa. 8 gol in due partite ho preso, mamma mia. Con le big proprio un disastro, c'è tanto tanto da lavorare ancora. Squadra ancora giovane, primo anno di Serie A. Stiamo facendo anche troppo, dai. Bravo De Bruyne, vai di cuore, vabbè, niente da fare. Finita ragazzi. Non meritavo di perdere 4-2 però, assolutamente. Due punteggi molto bugiardi a mio parere. Solo che adesso sono cazzi miei. Vediamo, siamo ottavi, 28.
devono giocare ancora gli altri. Va buon raga, un saluto dal Comendone veneziano, 2 brutte sconfitte. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.